Assessore Vito, anche in previsione della nuova legge regionale sul catasto grotte, lei oggi ha verificato e ha potuto provare intanto la qualità e la bontà dei volontari della speleologia del Friuli Venezia Giulia, ma anche la necessità di una sinergia tra regione, uffici regionali e questo mondo del volontariato così specifico. Sì, anche così speciale direi, perché oggi appunto era importante così che anche la regione sia presente a vedere queste operazioni di pulizia della grotta. Stiamo parlando di appunto attività che viene fatta dai gruppi speleologici con così assolutamente uno spirito di amore e di rispetto per l'ambiente, e rimediano ad una situazione annosa di anni e anni di incuria, no? Quindi queste grotte hanno effettivamente una presenza di questi rifiuti abbandonati, recuperarli non è semplice. Quello che vorremmo cercare di fare come regione è di dare di fare un progetto specifico. Il tavolo di lavoro è già diciamo, stato costituito, è chiaro che anche la speleologia e chi rappresenta i gruppi deve avere un ruolo importante da protagonista in questa operazione. La collaborazione di ARPA sarà fondamentale, piuttosto che insomma, di tutte le figure istituzionali che possono dare un contributo importante. A ottobre sicuramente riconvocheremo questo gruppo di lavoro, sarà importante collaborare anche con la provincia, con il comune, per fare diciamo, finalmente dei passi avanti tutti assieme. Questa legge regionale quando potrà nascere, Assessore? Ma questa legge regionale a mio avviso nascerà nel momento in cui avremo raccolto i contributi un po' di tutti gli stakeholder, e nel momento in cui saremo riusciti a trovare veramente una sintesi. So che c'è molto interesse, abbiamo fatto già un incontro a Udine molto partecipato, ci sono delle preoccupazioni. Quello che vorrei dire, insomma, almeno chiaramente per la parte dell'assessorato all'ambiente, è che c'è massima disponibilità al dialogo e a collaborare. E nell'interesse di tutti fare un buon lavoro, quindi sono molto fiduciosa da questo punto di vista. Poi così l'assessore si bagna. Recupera! Attention.